tutti gli onori è il doge della Serenissima, Luca Zaia! E tutti i suoi consiglieri e assessori! Che dedichiamo un applauso a tutti quelli che hanno lavorato, dedichiamo un applauso a tutti quelli che hanno lavorato, grazie. Cosa? Ah, tira via. Togli quello dello striscione, toglilo. Per favore toglilo. Dai. Allora, guardatemi sulle palle degli occhi. Io capisco che vi state chiedendo, ma come mai tanti così? In Veneto governa la Lega, chiaro no? E questi, come direbbe Cornelia, la madre dei Gracchi, a Cornelia quando gli chiedevano ma quali sono i tuoi gioielli? Lei mostrava ai suoi figli, ecco i miei gioielli, i miei consiglieri regionali. Io penso che l'insegnamento che anche oggi Umberto Bossi ci ha dato, che da oggi diventerà Bossi Gandhi Umberto, sia quello che la stretta di mano tra persone che magari non è che si guardano molto con la totale amicizia, ma che hanno un obiettivo comune, che è quello di fare la macro regione, che è quello comunque di dare una risposta alla nostra gente, venga esclusivamente prima di tutto. Questo è il vero segnale che dobbiamo dare qui. Ma guardate, se dovreste chiedere a me, io sto aspettando che qualcuno ci lasci in Veneto fare il referendum per l'indipendenza, perché una volta per tutte la facciamo e ce ne andiamo. Questo è quello che vogliamo fare noi veneti. Però ve lo dico anche nel frattempo, come governatore del Veneto, attendendo l'elezione di Roberto Maroni, noi lì ci siamo un po' organizzati. Abbiamo fatto due conti e abbiamo detto che a un'ora e mezza di strada c'è la Carinzia, il 25% di tasse, non esiste l'ufficio complicazioni e affari semplici. Sono diventato presidente dell'Euroregione con la Carinzia e diciamo a Roma stai attenta perché ci stiamo organizzando. Oggi non posso non parlarvi del nostro progetto della macro regione, ma anche di quello che è dare una risposta ai veneti, ai lombardi, ai piemontesi, agli emiliani, ai romagnoli, insomma a tutti i friulani, a tutti quelli che comunque condividono questa sfida. Guardate, la mia regione ha quasi 170.000 disoccupati. Da noi non era normale parlare di disoccupazione fino a qualche anno fa. Da noi chi non lavorava fino a qualche anno fa era un fannullone. Oggi abbiamo 170.000 disoccupati, un ragazzo su 4 sotto i 30 anni è senza lavoro, 2 sono precari. Questi sono i problemi della vita, questi sono i problemi che ha la nostra gente. E allora proprio per questo io guardo con imbarazzo nelle paglie degli occhi i miei cittadini, perché penso sempre, ma la risposta gliela dobbiamo dare. Beh, innanzitutto dico che se a nord tutti avessero votato Lega, oggi non staremmo qui a fare tutti questi discorsi. Perché molto spesso forse il primo nemico del nord è il nord, a guardare i voti. Nella mia regione c'è ancora qualcuno, pochi,
che vota i paracadutati da Roma, che gli mandano lì i paracadutati che hanno un programma dichiaratamente contro il Veneto. E allora io penso che, per fare una sintesi, per noi la macro regione vuol dire cominciare a mettere i puntini sulle i, cominciare a dire che siamo sindacato del Nord, cominciare a dire che vogliamo avere risposte chiare. La mia regione lascia 18 miliardi di euro di tasse all'anno a Roma, sono 36 mila miliardi di vecchie lire. E non è che li lascia lì per creare occupazione. Un ragazzo su due al sud non ha lavoro. Per vedere rifiorire le spiagge del sud e pensare che lì parta definitivamente questa industria del turismo. Ma se le dessero a noi veneti quelle spiagge sarebbero già piene, statene tranquilli. È la volontà di pensare che questi 18 miliardi di tasse purtroppo non vanno lì. Noi la conosciamo la solidarietà, sappiamo qual è il concetto di sussidiarietà. Quei 18 miliardi di tasse vengono spesi malamente per finanziare gli sprechi. Allora ci spieghi questo governo perché una siringa negli ospedali del Veneto costa 6 centesimi e al sud costa 25 centesimi. Ci spieghi questo governo perché un pasto dato ai pazienti nei miei ospedali in Veneto costa 6,5 euro e al sud arriva a costare fino a 60-80 euro come in un ristorante stellato Michelin. Ci spieghi questo governo, ci spieghi Roma per quale motivo non si è mai voluto applicare il concetto di costi standard. Beh, noi una soluzione ce l'abbiamo per rilanciare l'economia. Oltre a tenerci i soldi delle nostre tasse